Sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici Gibilaro e della seconda commissione consiliare al villaggio Mosè. Gli interventi alla videogiornale Dario Piparò. Concessioni edilizie, oneri di urbanizzazione regolarmente erogati, ma carenze di servizi essenziali. Queste le linee evidenziate nel sopralluogo effettuato al villaggio Mosè da una delegazione di consiglieri comunali e dal nuovo assessore ai lavori pubblici, Gerlando Gibilaro. L'area presa in oggetto è stata quella centrale con via degli Ulivi, che congiunge via Cavaleri Magazzeni al villaggio Mosè, oltre a quella orientale che si interseca con via Attilio Zuccagnini Orlandini. Lì una serie di caseggiati issati e venduti, oltre a un istituto comprensivo. Il dilemma riguarda i servizi urbanistici. Il comune ha puntualmente erogato concessioni, fomentando la massiccia opera di estensione urbana, criticatissima a più parti, si intende, ma all'atto pratico legalizzata. Nei prossimi giorni saranno predisposti dei progetti sostenibili finalizzati ad urbanizzare questa frazione. Le somme verranno prelevate dalle pratiche di sanatorie che devono essere ancora esitate, si tratta di circa 7.718 pratiche. Voglio anche ricordare ad esempio che dal 2005 al 2012 sono state esitate 3.700 pratiche e sono state introitate nelle casse comunali più di 15 milioni di euro. Quindi pian piano sono convinto che in questa frazione saranno realizzate quelle opere di urbanizzazione necessarie a far sì che questa frazione possa ricevere quel decoro che negli anni non ha ricevuto. Prima avveniva che si edificavano gli immobili e poi venivano fatte le opere di urbanizzazione che poi in effetti non venivano assolutamente effettuate. Cambiare il modus operandi significa che prima ancora di procedere all'edificazione di immobili devono essere effettuate le opere di urbanizzazione primarie e secondarie come la legislazione urbanistica prevede. Il nostro indirizzo, che è quello di consigliere comunale, sarà quello di stimolare l'amministrazione attiva affinché gli uffici possano iniziare quell'iter che porta alla realizzazione perlomeno a un minimo di opere di urbanizzazione primaria in questa zona. Io mi auguro che il Comune si dia una mossa e dia dignità a chi ha investito i propri denari, a chi ha investito per abitare in una zona bellissima della nostra Agrigento. Più critico rispetto agli altri interventi, quello di un altro consigliere comunale agrigentino, Carmelo Settembrino. Gli abitanti che hanno comprato casa hanno ragione perché non hanno le opere di urbanizzazione, però io partirei a monte, perché quando hanno fatto la lottizzazione non hanno completato, hanno venduto gli appartamenti ma non hanno fatto le opere di urbanizzazione all'interno della lottizzazione. Oggi il Comune si viene a caricare di una somma abbastanza alta per poter urbanizzare queste zone quando dovevano essere fatte al momento della cessione. Risolvivi la problematica di alcune vie, alcuni transiti che sono in questo momento privati. La ditta cederà alle strade di modo che il Comune possa effettuare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Una cessione che sarà onerosa o gratuita? È una cessione che sarà a titolo gratuito da parte della ditta e quindi non ci sarà un aggravio di spese. Il concetto di Settembrino è chiaro, le ditte non hanno provveduto a rendere la zona servita e adesso l'onere dovrà caricarselo il Comune. Di certo in merito a zona e urbanizzazione massiccia non può che emergere la questione riguardante il depuratore. A questo ci risponde Gerlando Gibilaro. Oggi in itinere c'è la realizzazione del mega depuratore, tra l'altro necessario anche perché, come ben sapete, in Consiglio Comunale ci sono le linee guida delle prescrizioni esecutive. Questo che cosa sta a significare? Che se non viene realizzato il mega depuratore non possono essere realizzate le nuove costruzioni previste nelle 5 prescrizioni esecutive. Quindi sicuramente il sindaco dovrà farsi immediatamente promotore a Palermo e a Roma, anche attraverso Girgenti Acque, per accertare lo stato dei lavori del mega depuratore.